Bocciata la mozione dei 5 Stelle per l'Election Day, il centrosinistra spiega perché conviene avere consultazioni separate. La politica, l'Election Day il prossimo anno non ci sarà. È stato ribadito oggi in Consiglio regionale, nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle ha presentato il proprio programma. Francesca Terranova. Non sarà possibile chiamare al voto i cittadini del Friuli Venezia Giulia un'unica volta per le elezioni regionali e per le parlamentari. Lo ha ribadito la Giunta regionale in Consiglio, opponendosi e facendo fallire la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Votare contemporaneamente per nazionali e regionali, secondo Ennio Agnola del PD, significa sacrificare i contenuti dei temi locali e l'assessore alle finanze Francesco Peroni ha spiegato l'interesse del Friuli Venezia Giulia di separare le due tornate elettorali per spostare più avanti possibile le regionali. La Presidente Deborah Serracchiani avrebbe così più margini per chiudere il patto finanziario d'intesa con il governo Gentiloni. Nonostante noi avessimo proposto comunque di andare a scadenza naturale della legislatura regionale, perché ad oggi ancora non è certo quando si andrà a votare per le nazionali e per ovviamente un risparmio di risorse ma anche di complicazioni per favorire la partecipazione dei cittadini. In conferenza stampa i pentastellati hanno poi presentato la loro bozza di programma pubblicata in rete e aperta alle modifiche da parte dei cittadini. Sul candidato alla presidenza la decisione spetta ai circa 2000 residenti in regione iscritti alla piattaforma Rousseau, che però ancora non consente l'invio delle candidature, dovrebbe attivarsi entro il 31 dicembre.